Allora, benvenuti in un nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video praticamente vi spiegherò un po' di cose. Ultimamente ho smesso proprio di lavorare e sono stato un po' a casa e devo dire che ho girato poco con la moto. Ho fatto qualche giretto, ne ho fatto uno molto bello con il compagno praticamente di mia madre, che teoricamente avevo fatto il video ma la GoPro era posizionata male e non si vedeva niente purtroppo, e quindi diciamo che ho tenuto solo un file di quei video, ma non credo che mai lo pubblicherò perché purtroppo non mi sono accorto dell'inquadratura, perché li vedo quando arrivo a casa, cioè se l'inquadratura è messa bene o no, e purtroppo era messa male. Adesso questa sembra più o meno a posto e speriamo bene, quindi è un test per rimetterla bene, diciamo, anche oltre che finalmente ripropongo un altro video sul canale. E siamo a più o meno settembre, verso fine anno, e fra poco si ricominciano le scuole e quindi nel senso c'è molto caos in generale per tutti perché si ricominciano le cose eccetera, e niente, spero che questo video comunque sarà apprezzato il possibile, sperando anche che si veda comunque bene. Ribadisco, so che mi sto replicando già con quello che ho già detto, ma come sempre diciamo che parto senza grosse pretese e senza avermi preparato il discorsetto da casa, diciamo, quindi vado a distinto e cerco di fare un bel video. Ora proseguirò con un'illustrazione del quale il meteo dice che nei prossimi giorni ci sarà soleggiato, ci sono una massima di 29 gradi e una minima di 15-16 gradi più o meno, e c'è molta variazione climatica dal giorno alla notte. La notte c'è freschino, non freddo, ma comunque si sente tanto la differenza, mentre di giorno c'è caldo bene o male. E adesso tipo nel breve viaggio che ho fatto da casa fino a qui mi è parso che il feeling con l'anteriore non è del migliori, e da poco Vignales se n'è andato da Yamaha perché è stato cacciato perché voleva distruggere il motore a caso della propria moto per farla aggiustare poi come voleva lui, ma non ha capito che alla fine non funziona così, cioè non è che la distruggi apposta per farla aggiustare e loro devono accontentarti, e hanno fatto bene penso a cacciarlo, e adesso è andato in Aprilia dove vedremo cosa riuscirà a fare, perché non ne aspetto diciamo niente in realtà, non credo che farà chissà qualcosa, e quindi vedremo insomma cosa succederà adesso in Aprilia per Vignales. E so che adesso che ho chiuso il casco in teoria l'audio si sente un po' diverso, però prima mi sembrava che ci fosse un po' troppo vento e quindi ho leggermente chiuso. Non lo so se sia meglio così o se sia meglio così. Adesso penso che venga fuori la voce meglio così, però appena accelero un po' si sminchia diciamo la cosa del sentire meglio, quindi non lo so neanche io guido meglio messo così, diciamo che alla fine sarei portato quindi a farlo comunque, anche se ne risente un po' l'audio perché il microfono ce l'ho proprio lì sulla visiera, quindi appena che ce l'ho aperta un po' di vento leggermente c'è. Sono molto felice oggi di farmi il mio giretto con Zeus. Il mio Zeus lo sento abbastanza in forma, a parte l'anteriore che non mi ispira troppo, però un po' è migliorato diciamo andando, forse è perché stando fermo per un po'
era sporca la gomma, non lo so, dovevo un attimo rirodarla per così dire, e poi mi hanno detto anche i gommisti che le gomme che ho su io sono un po' così, diciamo che non danno troppo feeling, sono buone per chi non è un pilota, e comunque però cioè, è abbastanza sportiva come gomma, e però anche ci fai tanta strada perché è bimescola. E il gommista sì, quando le ha viste mi ha detto guarda, vanno ancora bene, sono buone, ma è normale che te la senti un po' così. Adesso mi hanno appena lanciato un sasso, non so se l'hai sentito, il casco, no vabbè, chi se ne frega, tanto vola via, è morta lì, e c'è un po' di traffico, fatalità quando devo fare i video va sempre un po' così, diciamo che prima era quasi meglio, ma c'era tanto traffico anche prima comunque. Ok, il scooterone mi lascia strada. Guarda te se devo beccare proprio io queste cose, vabbè. Vabbè, comunque oggi è una bella giornata, veramente una bella giornata, per essere un giovedì è uno spettacolo come il giovedì, e vediamo dove il vento mi porterà, dove andrò a perdermi un po', perché sto andando totalmente a caso. Diciamo che adesso ho seguito le indicazioni verso Valeggio, ma probabilmente non andrò a Valeggio perché mi sembra già che non ci sto andando, e quindi vedremo dove mi porterà il cuore, dove mi porterà il vento. Intanto mi porterà a ridosso di queste auto, ma cerchiamo di non baciarle, perché ho capito Zeus che va bene che sei abbastanza tentato, ma no, lasciamo perdere, lascia stare e vediamo. Cavolo, mi sarebbe piaciuto andare là. Ok, se qui ci fosse una specie di rotondina non sarebbe male, e pare che non c'è. Bene, vabbè, mi troverò il modo comunque di girarmi. Questo non sapevo neanche lui dove andare, ovviamente, e chi lo può beccare se non io. Vabbè, grattatina di marrons, che non è meglio. Ok, qui c'è la rotonda, quindi faccio in modo di arrivare alla rotonda, girarmi e poi tornare. Salti. Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!